Benvenuti alla seconda puntata dello speciale dedicato a Arrangiami, questo contest che si è svolto e che si sta svolgendo sia a Roma e poi a Faenza. Dunque, oggi facciamo sentire, caro Massimo Privitera di colonnesonore.net, eccolo lì. Oggi facciamo sentire la voce degli altri 18 finalisti. L'altra settimana abbiamo fatto due parole sul contest, e in più abbiamo sentito le voci dei primi 18, oggi degli ultimi 18. Massimo, ci vuoi raccontare qualche piccola curiosità sul contest? Noi sappiamo che il contest si svolgeva nell'ambito del riarrangiamento di brani e temi e canzoni del catalogo sterminato di Bixio. Quali sono stati i brani più scelti? Grazie che mi fai questa domanda, perché devo fare una piccola precisazione, un'errata corrige rispetto alla puntata precedente, dove ho detto che i primi tre più selezionati dalla mole di ragazzi che hanno partecipato a questo contest, Arrangiami per l'appunto, erano stati Parlami d'amore Mariù di Cesare Andrea Bixio, canzone popolarissima, nonché Profondo Rosso, tema storico, iconico dei Goblin, e poi avevo aggiunto Sette note in nero di Bixio Frizzi Tempera, usato anche da Tarantino in Kill Bill. In realtà il terzo pezzo più gettonato da tutti questi giovanissimi è stato Canzone arrabbiata di Nino Rota. Facciamo questa precisazione. E poi la cosa che voglio sottolineare è che, come abbiamo visto nella prima parte con i 18 intervistati, questi altri 18 c'è una grande presenza femminile. Infatti, tra gli 8 semifinalisti che andranno il 3 ottobre a Faenza al MEI per la chiusa finale definitiva di questo contest, ci sono proprio 2 donne, quindi molte donne, cantanti, musiciste, compositrici, che hanno dato lustro alla parterre femminile, sottolineando anche il fatto che questo mestiere, quello di creare musica per le immagini, non è solamente prettamente maschile, ma c'è anche una bella dose di apporto rosa femminile. E peraltro voglio ricordare che tra le prossime puntate che noi faremo con le interviste monografiche ai compositori avremo un duo, Susan Di Bona e Salvatore San Giovanni, e Susan, voglio dire, parla da sé la preparazione pazzesca che ha, sia musicale ma sia musicale nella musica appunto applicata. Quindi attenzione, prossimamente ci sarà questa nostra puntata dedicata a Di Bona e San Giovanni. Allora, Massimo, io direi di ascoltarci la voce degli ultimi 18 finalisti, chiamiamo così, che ci daranno uno spaccato su quello che può essere, quello che sono le aspettative dei più giovani, e sicuramente tra di loro ci sarà qualcuno che nel futuro questo mestiere lo farà, perché da quanto abbiamo sentito, insomma, c'è del materiale interessante. Hanno le carte in regola per poterlo fare. Tra l'altro prima c'è un altro contributo di Bixio che racconta un po' il contest. Benissimo, ciao, alla prossima. Ciao Massimo. Ciao a tutti. Ci togliamo la mascherina d'ordinanza, perché la cosa a cui teniamo di più è questa, l'attenzione verso tutti quelli che sono venuti oggi a partecipare a questo face to face del contest Arrangiami 100 anni per il futuro. È stato un grande successo. Grazie a questa iniziativa di Franco Bixio, che ho il piacere di dirigere artisticamente con Giordano San Giorgi, riusciamo a fare una cosa importante per i nostri giovani, cioè dargli una opportunità, una vera opportunità di entrare nel mondo del lavoro e di fare della propria passione anche il proprio lavoro. Speriamo che questo serva e sia prodromico per la costruzione di un'accademia stabile che porti i nuovi giovani nel settore delle varie sfaccettature della musica e immagini che nel mondo ormai sono così diffuse. Oggi l'ANSA è uscita con la notizia di questo incontro, parlando dei nuovi Ennio Morricone della musica italiana. Ve lo auguro con tutto il cuore, veramente, perché è un augurio che l'ANSA fa alla nostra manifestazione, ma soprattutto a chi ha avuto anche la voglia di mettersi in gioco in un momento in cui è vero che stavamo
tutti a casa e che quindi era forse più semplice. Però, insomma, siete stati bravi. Ciao, mi chiamo Mirko Catucci, sono un componente della band ODM. Sono un sassofonista, ma essendo anche il membro più grande del gruppo ci metto anche un pochino di vecchiaia nella band e sono quello che aiuta nell'organizzazione. Sono il sax, abbiamo scelto il pezzo di Kalimba de Luna di Tony Esposito perché rappresenta secondo noi una metafora molto bella di unione tra le diversità. Ci sono infatti sonorità molto diverse, vengono utilizzate 3 lingue, l'inglese, lo spagnolo e il napoletano, e abbiamo provato a creare una sorta di parallelismo tra quella che è l'armonia tra i suoni con quella che potrebbe essere ad esempio l'armonia tra i popoli. Infatti quando abbiamo scritto il pezzo era il periodo in cui in America era stata verificata l'uccisione di George Floyd e abbiamo pensato che esattamente come possono esistere armonie tra suoni e culture diverse può esserci anche un'armonia tra persone che vengono da posti molto lontani, e così con Kalimba abbiamo aggiunto, oltre a un'unione tra le sonorità diverse, anche un concetto di unione tra i popoli, inserendo qualche frase proprio su questo tema. Penso che questa esperienza possa sicuramente darci la possibilità di conoscere più da vicino quello che è il mondo della cinematografia e della musica, in un'unione molto bella tra i due mondi, e penso che sì, possa sicuramente interessarci la possibilità di proseguire con studi più accademici sul tema e perché no avere questo come nostro lavoro. È sicuramente un momento difficile per gli artisti, non solo per il mondo Covid, ma legato un po' al mondo della precarietà che interessa tutto l'arte, il mondo dell'arte in genere, e forse il mondo della musica è ancora troppo elitario, non è una cosa per tutti, però credo che chi abbia passione possa davvero farcela, e noi di passione ne abbiamo, speriamo che vada tutto bene. Salve, sono Eleonora Sarmi, sono una delle cantanti dei ODM e siamo in 7 nella band, 2 cantanti e tutti gli altri sono strumentisti. La canzone che abbiamo scelto si chiama Kalimba de Luna e diciamo, essendo in 7 nella band, quindi tanti strumenti diversi, è bellissimo, volevamo un pezzo che potesse integrare tutti ovviamente e che rappresentasse anche un po' noi, nel senso che siamo tutti diversi sia per quello che facciamo nella vita che per i gusti, il carattere eccetera, e questa canzone infatti almeno a me ricorda quello che è l'essere aperti di mente, sia perché è influenzata da tante culture diverse, da tanti stili e dalla musica, e la cosa particolare è che l'abbiamo fatta in quarantena, appunto, io mi trovavo a Roma, loro a Milano, tutti nelle proprie case, e quindi farla sia vocalmente che strumentalmente con 2 voci è stata una bella avventura, divertente e anche molto entusiasmante, diciamo. Ciao, io mi chiamo Valentina Mignogna, in arte Pentesilea, dico in arte perché è un nome che mi ha accompagnato fin da ragazzina, in quanto Pentesilea, regina della Amazzoni, forte, guerriera, e almeno da ragazzina facevo casino, quindi forse è per questo. E sono una cantautrice, compositrice, e regista, attrice, diciamo che sono un connubio di arti. Ho studiato all'Accademia d'Arte Drammatica Paolo Grassi a Milano, dove ho vissuto per tanti anni, ho imparato un sacco di cose legate alle arti visive e alla musica, e da lì poi ho intrapreso un percorso musicale che sto approfondendo adesso con il mio collettivo artistico Ipologica, musica elettronica. Il pezzo che ho scelto è Parlami d'amore Mariù, e è un pezzo a cui sono molto legata, sono delle note che ascolto fin da ragazzina, da quando mio padre la canticchiava quando si preparava la mattina prima di uscire, e la dedicava a mia madre, che si chiama Maria o Mariella a seconda dell'interlocutore, e lui la canticchiava o fischiettava sempre, soprattutto il ritornello, ed è per questo che ho scelto il ritornello per farne una rielaborazione in chiave elettronica insieme all'aiuto del producer con cui collaboro spesso, sempre del mio collettivo Ecologico, che si chiama Fabio Sestini. Ne abbiamo fatto un riarrangiamento un po' lo-fi, un po' elettronico e un po' evocativo anche. Il futuro è una domanda incredibile, soprattutto in questo momento. Il futuro me lo immagino a breve termine e a lungo termine
nella musica in generale, nella musica mescolata a tante arti, tra cui soprattutto quelle visive. È da qualche anno che lavoro nell'ambito della visual art e delle audio-video performance e mi piacerebbe tantissimo approfondire tutta la parte legata alle colonne sonore e al sound design in generale per i visual, insomma, per il video. Quindi il futuro me lo immagino roseo, visto soprattutto quest'ultimo periodo l'entusiasmo c'è ancora di più e c'è ancora più voglia di continuare e fare sempre di più. Buonasera, io mi chiamo Valentina Gentili, vivo a Roma, però adesso sto studiando a Perugia e sono una cantante jazz. Infatti io canto da quando sono piccola, quindi adesso ho 19 anni e mezzo e quindi possiamo dire che canto più o meno da 10-11 anni, però in maniera seria ho iniziato quest'anno iscrivendomi al conservatorio a Perugia perché voglio che la musica diventi una parte integrante della mia vita e diventi soprattutto il mio lavoro, perché penso che così riuscirò a comunicare agli altri come mi sento, perché per molte persone è veramente difficile riuscire a comunicare le proprie emozioni, cosa si prova. Spesso ciò che vogliamo dire è talmente grande che le parole non bastano, quindi io penso che con la musica si riesca veramente a toccare più cuori di quanto le parole non possano fare. La canzone che ho scelto si chiama insieme al mio pianista accompagnatore, è la canzone Arrabbiata e l'ho scelta perché sento che ha veramente molto da esprimere, cioè ha un grandissimo potenziale quella canzone e l'abbiamo voluta riarrangiare, l'abbiamo voluta rendere nostra, perché in un certo senso quel lamento è attuale. Ogni giorno io vedo persone che non possono andare avanti e quindi volevo in un certo senso rendere mie, condividerle, cercare di dare una mano a modo mio. So che quello che faccio magari non è abbastanza, perché sicuramente non è abbastanza, però ognuno fa quello che riesce e io ce la sto mettendo tutta, anche tramite questa canzone cerco di esprimere quanto mi dispiace e quanto ho intenzione di lottare per riuscire a cambiare le cose. Come stavo già dicendo, io mi trovo al conservatorio, sono al primo anno propedeutico di canto jazz, ho intenzione di continuare, ho intenzione di spostarmi anche all'estero se servirà per costruire la mia carriera, anche se ovviamente l'Italia è il paese dove sono nata, dove sono cresciuta e se sono così oggi è grazie a tutto ciò che ho visto, a tutto ciò che mi ha colpito sia negativamente che positivamente. Quindi mi piacerebbe tantissimo riuscire ad avere un posto qui, non dovermi muovere, però so che dovunque mi chiamerà io andrò, qualsiasi posto sia. Io sono Matteo Cocca, ho 25 anni e ho partecipato a questo concorso riarrangiando un brano di Rustichelli, la colonna sonora del film Amici miei. È un brano che ho scelto perché il materiale, insomma, strutturale, musicale, nella sua semplicità, nella sua efficacia, mi ha subito fatto immaginare una mia deformazione, una mia strada per diciamo, cercare di esprimerlo a mio modo, di raccontare musicalmente cosa mi ha un po' suscitato. Diciamo che la cosa che mi ha molto colpito di questo concorso e mi ha subito stimolato a cercare di prenderne parte è proprio il contorno cinematografico. Io sono molto attratto da questo mondo e ho un po' il sogno di provare a farne parte come compositore, quindi cercare proprio di avere un modo di entrarvi. Per cui mi auguro che sia comunque un'occasione importante per avere dei feedback, per maturare da questo punto di vista. Io sono laureato in conservatorio in pianoforte, ma l'idea anche di continuare con magari un percorso di composizione anche legato alle immagini è una delle opzioni e valuterò insomma un po' di idee. Mi chiamo Carlotta e in arte Momo e oggi sono qui con Fabio. Io sono Fabio Sisti, in arte Product e mi occupo di batteria elettronica, sintetizzatori e Carlotta è la voce. La canzone che abbiamo scelto è I'll Find My Way to You di Grace Jones. E l'abbiamo scelta perché era fra le interpreti femminili che ci interessava di più nel vasto repertorio della Cinebox.
Sicuramente il fatto che la canzone originale è comunque molto riconoscibile, soprattutto per il timbro vocale, quindi l'idea anche di stravolgerla e di giocarci, insomma, era anche molto stimolante. Hai avuto paura? Moltissima. Anche Grace, insomma, Sì, il nostro sacro, le intoccabili. Abbiamo fatto del nostro meglio. Ma nel futuro, insomma, io personalmente mi auguro che questa carriera che abbiamo scelto, che io insomma sicuramente ho scelto di portare avanti negli ultimi anni, possa continuare a resistere sotto un punto di vista lavorativo e che insomma mi dia un motivo per continuare a sperare di poterlo fare. Sì, oltre che un lavoro è una passione da tanti anni per tutti e due e insomma penso che difficilmente si abbandona una passione. Sono Gabriele Piccininno, ho 25 anni, sono diplomato in conservatorio di Bari in chitarra classica, dopodiché ho deciso di trasferirmi a Bologna per frequentare un master in imprenditoria dello spettacolo. Oggi sono qui, ho deciso di mettermi in gioco e quindi di venire qui. Per il resto la mia carriera da musicista si è divisa tra diciamo ambiente classico, ambiente tradizionale, quello appunto del conservatorio. Ho frequentato concorsi di chitarra, ho avuto delle piccole esperienze in orchestra, ho suonato in una band, diciamo realizzando 2 EP, e poi ho suonato in una band gypsy jazz nell'ambito dell'intrattenimento musicale. La canzone che ho scelto è Alghero, resa famosa appunto da Giuni Russo. Perché l'ho scelta? Ovviamente venendo dal mondo sia classico ma principalmente dal mondo della musica leggera mi sentivo più a mio agio con la struttura della canzone pop o canzone rock, comunque sì, la struttura della canzone e quindi gli strumenti della musica pop. E ovviamente una cosa che mi ha fatto decidere di scegliere una canzone e non una colonna sonora è stato il fatto che ho dovuto tenere in conto di dovermi esibire. Ora non so come andrà a finire, però effettivamente esibirsi con una colonna sonora per me sarebbe stato molto scomodo e quindi ho deciso una canzone da poter suonare. Ultima motivazione è stata quella che diciamo il festival è venuto fuori durante il periodo della quarantena. Alghero mi è sembrato in quel momento un richiamo all'esterno, al fuori. Non potevamo uscire di casa, eravamo in primavera ma la primavera non l'abbiamo mai vissuta perché eravamo in casa e quindi Alghero mi è servita sia per elaborare qualcosa di mio e quindi uscire fuori di casa, sia appunto di sognare ambienti così estivi. La domanda sul futuro mi mette in difficoltà perché ovviamente nessuno può immaginare, però sì, io attualmente sto lavorando per creare un mio portfolio di musica e in particolar modo anche grazie a questo evento ho conosciuto l'ambito della musica per i media, quindi per la pubblicità, per la TV e per il cinema, in generale la production music, che mi ha affascinato e diciamo sto prodigandomi nel creare un mio portfolio in quest'ambito. Sono sempre disponibile a studiare. Sto attualmente studiando e quindi l'idea di poter poi studiare nell'ambito della musica anche per il cinema o comunque nell'ambito della composizione, certo mi interesserebbe. Ciao a tutti, sono Ginevra Nervi e vengo da Genova, sono cantautrice e compositrice di musica elettronica e quest'anno ho deciso di partecipare al contest Arrangiami 100 anni per il futuro di Bixio e May. Quest'anno è stato un anno abbastanza produttivo perché già l'anno scorso ho iniziato a collaborare in maniera più corposa a diverse serie TV e film in veste di autrice di colonne sonore originali e di brani originali e quest'anno ho avuto il piacere e la fortuna di andare anche al Festival di Venezia con una mia colonna sonora originale per un documentario, Fuoco Sacro, di Antonio Maria Castaldo, fuori competizione, e ho collaborato anche con altri 2 grandi compositori delle colonne sonore italiane, Pivi e Descalzi,
per un film di Mauro Mancini in competizione alla Settimana della Critica, in veste di autrice del brano originale, e ho anche avuto il piacere di lavorare a fianco di Giorgio Giampà e Carmelo Emanuele Patti per la colonna sonora di 50 Dos Ballenas di Jorge Cucci, e anche questo film in concorso alla Settimana Internazionale della Critica. Quindi diciamo che è stato un anno abbastanza fortunato nonostante il lockdown, e spero di poter continuare a lavorare in questo settore, in questo senso, con sempre lo stesso entusiasmo e voglia di fare cose nuove. Per il contest ho scelto Sirene di Massimo Nunzi. In realtà conoscevo parecchi brani del repertorio scelti da Bixio per il contest, ma Sirene non lo conoscevo, e proprio per questo è stato quello che mi ha colpito forse di più, perché volevo mettermi in gioco su qualcosa che non avevo ancora mai sentito. Inoltre mi era piaciuto moltissimo soprattutto la linea melodica, il tema di quel brano, e ho provato a giocare, a sperimentare, scegliere dei suoni molto diversi dalla versione originale. Spero che in qualche modo questa cosa sia stata apprezzata. C'è sempre un po' forse così, l'imbarazzo a volte di non voler andare a rovinare quella che era l'idea originale, l'intenzione musicale del brano, e spero di non aver creato questo imbarazzo. Sono Edmondo Annoni, lavoro professionalmente come filmmaker e come videomaker, però ho iniziato un percorso musicale da un anno circa, e è stata per dare un nuovo peso, un nuovo valore, qualcosa che ho sempre avuto dentro, perché io ho sempre suonato la tromba e anche nei miei documentari già la colonna sonora me la curavo più o meno in autonomia. Ho scelto come brano Sette note in nero, sia perché lo trovo vicino ai miei temi, mi piacciono i brani un po' ombrosi, sia anche perché ha una linea melodica molto semplice che poteva ben prestarsi a un'idea che avevo del brano, cioè ho utilizzato un piccolo synth semimodulare, e quindi la melodia di Sette note in nero funziona bene sul sequencer, e quindi mi aiutava dal punto di vista tecnico poter stravolgere il brano pur mantenendo le caratteristiche fondamentali. Per il futuro conto di portare avanti questa mia scoperta in ambito musicale, cioè di poter essere in grado anche di suonare, non solo di fare il filmmaker, e spero che diventi un mestiere, probabilmente anche nell'ambito delle colonne sonore, perché mi sono vicine, ho tanti colleghi che lavorano in ambito video, per cui posso iniziare prima di tutto a fare la colonna sonora di qualche cortometraggio, poi si vedrà, insomma, non ho aspettative se non quelle di portare avanti questo percorso. Studiare, allora, sicuramente ho già fatto un lungo percorso in un altro ambito, per cui vediamo cosa mi prospetta la vita, insomma. Mi chiamo Andrea Zarkov, ho 22 anni, sono laureato in pianoforte al Conservatorio di Musica Francesco Morlacchi di Perugia e sono tuttora studente di pianoforte, specializzazione per la formazione e organo e composizione organistica. Io e Valentina Gentili abbiamo scelto la canzone Arrabbiata di Nino Rota, perché era quella che si prestava meglio per realizzare le modifiche che abbiamo realizzato, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista formale e delle attrezzature di cui disponevamo durante la quarantena. L'abbiamo realizzata in un genere un po' ibrido tra la musica romantica dei fine dell'Ottocento e jazz. C'è un piccolo solo non presente nell'originale, che è più come un montuno spagnolo, un po' tendente al tango.
mi auguro insomma di poter continuare a lavorare nel campo, di poter iniziare a lavorare nel campo della musica per cinema e comunque di continuare così a lavorare per tutta la vita con la musica. Sono Alessandro Poglio, sono un musicista, sono un pianista, produttore, faccio parte del gruppo Caramu Afro Collective, con i quali abbiamo riarrangiato 5 bambole di Piero Umiliani. In realtà, ascoltando tutto il catalogo che c'era a disposizione, questa prima traccia ci ha subito convinto e abbiamo subito immaginato un arrangiamento. Abbiamo utilizzato molto i sample, quindi abbiamo ritagliato parti del brano stesso, rilavorandole, ovviamente rielaborandole e risuonando poi le armonie del brano, cambiando qualcosina e riarrangiandolo un po' a modo nostro. La cosa che ci ha avvicinato secondo me e secondo noi in realtà a quest'autore è il background che abbiamo un po' secondo me in comune anche con lui. Veniamo tutti quanti da una formazione jazz e abbiamo sentito subito questa cosa nella sua musica, quindi quando abbiamo sentito già a partire dall'intro le armonie vocali che aveva scritto, ma anche la ritmica stessa, no? della sezione ritmica della batteria, mi ho detto ok, questa è roba nostra, qua ci possiamo lavorare, possiamo fare tante cose. In realtà è la prima volta che lavoriamo una cosa del genere. Io ho lavorato in passato delle cose per l'audio e video, dei corti, ho studiato in un'accademia dove abbiamo fatto anche la sonorizzazione per spot, però insieme in questo team con questo mio gruppo, con i Caramu, non abbiamo mai lavorato effettivamente a una roba del genere. Quindi a riarrangiare una colonna sonora, per una novità, però è stata in realtà una cosa che ci ha stimolato tantissimo e che in realtà ci piacerebbe molto continuare a fare. Sicuramente forse un percorso accademico non so se ci interesserebbe così tanto seguirlo, perché già in realtà lavoriamo tantissimo come insegnanti, come musicisti, pianisti, produttori, quindi anche a livello di tempo forse non so se riusciremo a seguirlo effettivamente, però in realtà proviamo a metterci in gioco dal punto di vista di scrittura originale sull'audio video, è una cosa che vogliamo fare e che siamo felici di fare, insomma. Ciao, io sono Lorenzo Burgio, sono di Firenze e vivo a Londra da 5 anni. Il pezzo che ho presentato per Arrangiami è Moving On del trittico Bixio Frizzi Tempera e ho deciso di presentarlo con la mia band che si chiama Handshake. Abbiamo deciso di presentarlo come band perché tutti e tre siamo produttori e lavoriamo nell'ambito, abbiamo uno studio a Firenze che si chiama Blue Moon Recording Studio dove registriamo e produciamo altre realtà fiorentine e non, e ci piacerebbe molto, già lavoriamo un po' nelle colonne sonore, facciamo cortometraggi, musica per mostre e ci piacerebbe molto continuare questa strada e ci è sembrato che questo contest potesse aiutarci a conoscere persone che lavorano nel campo. Per il futuro sempre molto incerto, ovviamente essendo musicisti, però si tratta semplicemente di continuare a crederci. In questo momento ho appena finito il mio master, ho appena finito 4 anni di studio tra triennale e master a Londra e la decisione sarà se rimanere all'estero e tornare in Italia. Penso che con un lavoro come questo di fare colonne sonore non importa dove sei, ma riesci a farlo in remoto da ovunque e l'importante è esserci quando sei richiesto e avere delle idee. Sono Tommaso Giuliani, suono la batteria negli Handshake e sono anche un sound engineer, infatti ho studiato a un master a Roma, a Tor Vergata, e adesso ho il mio studio insieme agli altri ragazzi degli Handshake e al nostro produttore Samuele Cangi a Firenze, si chiama Blue Moon Rec Studio, dove arrangiamo i brani nostri e di altre band fiorentine e non, componiamo, scriviamo per altri e quindi è uno studio di produzione a tutto tondo. E ci piace molto il mondo delle colonne sonore, infatti con gli Handshake abbiamo già sonorizzato uno short film in collaborazione con Volkswagen e abbiamo rilasciato anche il nostro primo album, An Ice Cream Man on the Moon, e questa è un po' la nostra vita
tra musica e studio di registrazione. Come brano abbiamo scelto Moving On di Vizio Flixi Tempera, e era un brano che si addiceva molto alle nostre sonorità e abbiamo scelto di portare una vena psichedelica, rock, moderna, un po' nel nostro genere, e quindi di farlo totalmente nostro, un brano che era bellissimo e speriamo di averne reso giustizia. Il futuro, speriamo di tenere alto il nome di Firenze attraverso il nostro studio, far crescere un po' la musica giovane a Firenze, sia come noi ma anche più giovane, e di continuare con gli Handshake cercando di crescere di anno in anno, sia per i live e i dischi nostri, che magari nel mondo della produzione musicale per il film, per il cinema e per la pubblicità, di cui siamo appassionatissimi. Ciao a tutti, sono Ilaria Conoscente, ho 30 anni, vengo da Roma e nella vita sono cantante, musicista, insegnante di canto, mi cimento compositrice, ci sto provando. Per il contest ho scelto Alghero e è stato un brano che negli anni di studio mi sono sempre trovata ad osservare ma mai a intraprendere e studiarlo, ma mi è sempre piaciuto, è divertente, ha delle sonorità e delle musicalità che mi sono sempre interessate e ho detto ma perché no, vediamo se riesco a dargli una mia visione, un mio vestito, riesco ad apportare quel qualcosina in più a questo brano. Certo, bella sfida. Sì, Giuliusso canta come Mamma nessuno. Mia. Sì, infatti è stato, sono arrivata all'ultimo termine per la consegna, sono stata io, mi sono presa tutto il tempo per lavorarci bene. Mi auguro di riuscire a centrare sempre più quello che viene richiesto per capirne un po' di più di questo mondo. Io ho seguito già dei corsi su musica applicata per videogiochi ed è da lì infatti che mi è nata la passione per dire ok, però figo, ne capisco un po' di composizione, vedo che posso cambiare delle cose pur facendole rimanere intatte, diciamo, nella loro storicità, e oltre che dare vita a delle immagini, tutto un pensiero che faccio nascere io, quindi mi auguro, se anche mi trovassi a intraprendere un percorso, a trovare qualche cosina di studio un po' più mirato, perché no? Cioè, non ci si ferma mai in questo ambiente, bisogna continuare sempre a crescere, a informarsi, a studiare, quindi perché no? E mi auguro di riuscire a trovare il momento giusto per bocciare un po' e portare qualche cosina io. Allora, mi chiamo Francesco Brianzi, ho 24 anni, vengo da Piacenza e mi ritengo molto fortunato perché ho iniziato a studiare da piccolo musica, ho iniziato praticamente alle medie e mi sono diplomato in strumenti a percussione nel conservatorio della mia città e poi ho proseguito gli studi in composizione e in musicologia. Nell'ultimo periodo mi sono interessato molto anche alla musica applicata, motivo per cui ho deciso di proseguire su questa strada e oltre a questo dedico gran parte della mia settimana, del mio lavoro, anche all'insegnamento e alla ricerca di nuova musica, nuovi progetti. Quindi io sono molto contento di aver partecipato a questo contest perché diciamo, ha risuonato molto in quelle che erano le mie competenze, il mio percorso, ma anche l'interesse per il futuro. Insomma. Ho arrangiato 7 note in nero e è stata una scelta abbastanza veloce, devo dire, perché nel catalogo proposto è stata la prima a catturarmi, forse non solo per una ragione strettamente musicale, perché il tema sappiamo bene essere molto forte, molto incisivo, molto catchy, direbbero gli inglesi, ma anche perché appunto la scelta
nell'orchestrazione originale era quella di utilizzare il glockenspiel, che è uno strumento a percussione, quindi uno strumento che fa parte della mia, diciamo, del mio background, e proprio per questo motivo ho deciso di riarrangiarla secondo un autore che a me è molto vicino, prendendo tanto spunto da Steve Reich, che è uno dei grandi nomi del minimalismo americano, aggiungendogli una parte, diciamo, un po' più rock, un pochino più, diciamo, cattiva, diciamo, dal punto di vista musicale, e mischiando queste due cose il risultato mi è piaciuto molto e ho deciso appunto di presentarlo. Futuro, allora adesso mi sto appunto dedicando più tempo sia da un punto di vista lavorativo sia da un punto di vista di studi alla musica applicata. Quest'anno molto probabilmente inizierò un biennio a Piacenza in musica applicata, quindi mi dedicherò proprio a questo, diciamo non stringendo solo il campo al cinema, ma appunto non limitando le possibilità anche ad altre sperimentazioni, altre, diciamo, facce della medaglia, come possono essere ad esempio il teatro o le installazioni d'arte. Sono settori un po' diversi tra di loro, però in realtà appunto quando si tratta di adattare la musica a un contesto, alcuni, diciamo, strumenti possono essere davvero comuni. Oltre a questo mi sto un po' anche spostando su Roma, perché è la città dove penso che si giochi gran parte del cinema in Italia, non c'è bisogno di dirlo, e mi sono anche iscritto a un corso breve qua a Roma proprio di musica per film. Salve, sono Lina Gervasi, sono un'artista musica Lavica Records, sono una thereminista. Il theremin è uno strumento elettronico, è il primo sintetizzatore della storia ed è molto affascinante. I suoni vengono prodotti dal movimento delle mani all'interno di questo campo magnetico che è irradiato da due antenne che comunicano tra di loro. È uno strumento veramente difficile, in Italia siamo pochi e spero appunto che in tanti possano approcciarsi a questo strumento. Ma chi lo ha, quando è stato inventato? Allora, il theremin è stato inventato dal fisico russo Leon Theremin e scelgo appunto di partecipare a questo contest per una ragione in particolare, proprio perché 100 anni fa in Italia nasceva la prima etichetta discografica italiana, appunto, e in Russia nasceva il theremin, quindi c'è questa svolta musicale sia in Russia che in Italia. Ecco perché ho deciso di partecipare in pieno a questo contest. Partecipo a questo contest portando Parlami d'amore Mariù, proprio perché mentre in America il suono del theremin veniva utilizzato per le colonne sonore, in Italia la casa discografica Vizio fa uscire Parlami d'amore Mariù. Quindi 100 anni dopo io porterò Parlami d'amore Mariù con uno strumento elettronico. Per il futuro spero veramente che grazie a questo contest molte persone appunto possano avvicinarsi a questo strumento e in questo modo si possa apprezzare la bellezza delle qualità timbriche appunto del theremin stesso. Ciao a tutti, sono Luigi Arocci, artista di musica Lavica Records, sono un chitarrista, studente in un conservatorio di Pescara, chitarra pop rock, e ho pubblicato recentemente il mio primo album da solista. Sono un compositore di musica strumentale di genere pop rock, un disco registrato con la mia band e potete trovarlo online cercando il mio nome. Per questo contest ho scelto la canzone, il tema di Giuditta, semplicemente perché era più vicino al mio modo di fare musica. L'ho sentita subito in un arrangiamento nel mio stile e quindi mi ci sono subito buttato su e l'ho resa nel mio stile. Ok, spero in un futuro di continuare a lavorare nella musica.
tutti abbiamo dei sogni nel cassetto sicuramente, per cui io spero di arrivare a un alto livello sia come carriera professionale che sia come carriera artistica, quindi con la mia musica.